Buongiorno e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. Vediamo subito i titoli. Weekend di controesodo in tanti in procinto di lasciare l'isola dopo le vacanze. Bollino rosso su strade e autostrade, in coda al casello di San Gregorio anche chi trascorre la giornata al mare. Migliora la donna di 74 anni colpita da West Nile a Messina, è sparita la febbre ma la prognosi è ancora riservata. Pastore ferito a colpi di pistola nelle campagne di Scicli nel Ragusano, ancora scure, dinamica e movente. Il futuro di Antonini, l'imprenditore sportivo, si apre alla politica e presenta il suo partito con lo slogan Make Trapani Great Again. La pupumania, tutti pazzi per il pupazzo peloso del colosso cinese dei vipe più piccoli. Un pezzo da collezione può arrivare a costare fino a 20.000 euro. Calcio, stasera al Barbera l'esordio del Palermo in campionato contro la Reggiana. Inzaghi, siamo carichi ma non vogliamo deludere. Calcio, febbre rossa-azzurra, sale l'attesa per il debutto del Catania che domani sera riceve il Foggia. In tribuna ci sarà Ross Pelligra. Toscano dice stiamo crescendo mentalmente. Primo appuntamento nel campionato di Serie C anche per Trapani e Siracusa. Dunque è un weekend di controesodo, coda al casello autostradale di San Gregorio e molti incolonnati di buon mattino per raggiungere le località balneari della Riviera Ionica. Sentiamo Tonino De Mana. Auto incolonnate di buon mattino, chi per rientrare dalle vacanze con destinazione gli imbarchi di Messina, chi per godersi una giornata al mare. È il casello autostradale di San Gregorio, snodo cruciale per la viabilità della Sicilia orientale, l'osservato speciale per ogni esodo e controesodo. Il penultimo weekend di agosto, contrassegnato dal caldo e da temperature superiori ai 30 gradi, è un forte richiamo per le località balneari della Riviera Ionica. Dove siete diretti? A Fiumefreddo. A Giarre, a Marre. Toianni è fantastico, acqua pulitissima, bellissimo. Giardini. Taormina. Chi parte lascia il cuore in Sicilia e commenti lusinghieri. Bellissima, non c'è un'isola così bella. È una bella regione, molta cultura, molto turismo. Da dove provenite? Da Napoli, Quanti giorni siete stati in Sicilia? una settimana, Cosa vi è piaciuto? tutto, Cosa non vi è piaciuto? niente, Quanto avete mangiato? tanto, Quanti chili avete preso? 3 o 4. Tra sorrisi, propositi e saluti troviamo una voce fuori dal coro. Purtroppo a malincuore sto andando in vacanza. Perché a malincuore? Perché domenica gioca il Catania e io non ci potrò essere. Da registrare in mattinata anche l'incendio di un minivan all'imbocco della rampa per Paesi Etnei che ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco e della polizia stradale. E dopo il pomeriggio infernale di ieri sembra sotto controllo la situazione a Messina con l'attesa per gli imbarchi per Villa San Giovanni che si aggira intorno ai 60 minuti. È comunque un altro weekend da bollino rosso su A18, A19 e A20, principali assi viari di un'isola sempre più amata dai turisti. E stanno migliorando le condizioni della donna colpita dal virus West Nile a Messina, ha anche altre patologie e vive in una zona immersa nel verde. Francesco Triolo. Migliora, anche se rimane in prognosi riservata, la donna di 74 anni, ricoverata all'ospedale Papardo per un caso di puntura da zanzara West Nile, il primo a Messina. Le condizioni della paziente questa mattina, spiegate dal direttore del reparto di malattie infettive del Papardo, Antonio Albanese. È in fase di lento ma progressivo miglioramento, anche se la prognosi resta ancora riservata, almeno per le prossime 48 ore. È più collaborativa, stamattina alla visita si presentava un po' più vigile e rispondeva alle domande, anche se ancora lamenta un po' di stanchezza, che è una cosa normale. Non ha avuto febbre nelle ultime 24 ore, speriamo appunto fra 48 ore di poter sciogliere la prognosi. La donna del quartiere di Ritiro si è presentata al pronto soccorso dell'ospedale Papardo con forte mal di testa e febbre alta, sintomi che accusava da giorni. I successivi esami di laboratorio hanno accertato l'encefalite e la positività al West Nile. La donna, che risiede in un'abitazione circondata dal verde e dove le zanzare proliferano facilmente, aveva anche patologie pregresse come il diabete e l'ipertensione, malattie che non sono la causa diretta ma possono aumentare il rischio di sviluppare forme più gravi della malattia
malattia, in particolare le forme neuroinvasive, tra le più vulnerabili le persone anziane o immunocompromesse che possono sviluppare complicanze neurologiche come meningiti, encefaliti o paralisi. Siamo alla cronaca. Pastore ferito a colpi di pistola nelle campagne di Scicli nel Ragusano, ancora oscuri, dinamica e movente. Veronica Barbarino. Si spara nelle campagne di Scicli, capitale della cultura e centro di grande attrazione turistica, lontano dall'abitato e in aperta campagna, in una zona caratterizzata dalla fitta vegetazione. Un pastore di 45 anni è rimasto gravemente ferito da un colpo d'arma da fuoco. Contro di lui un solo proiettile che l'ha trapassato. Soccorso e trasferito d'urgenza all'ospedale maggiore di Modica, è stato sottoposto a un delicato intervento chirurgico. Le condizioni restano gravi. I carabinieri della compagnia di Modica stanno indagando per chiarire la dinamica e il movente. Potrebbe trattarsi di un regolamento di conti, di un'intimidazione o di contrasti personali. Non si esclude nessuna pista al momento, nemmeno quella legata al mondo della droga o delle estorsioni. Un episodio che richiama scenari cupi in una comunità che si risveglia sotto shock e si domanda chi abbia premuto il grilletto. A Palermo un commerciante del Bangladesh è stato aggredito da un gruppetto di giovani di origine tunisina. L'uomo aveva appena chiuso il negozio quando è stato accerchiato e rapinato dei soldi e del monopattino. Il negoziante ha cercato di difendersi ma è stato sopraffatto e poi è stato accompagnato in ospedale con numerose lesioni. Qui succede di tutto e non ci sono presidi di sicurezza, ripete inascoltato il comitato dei residenti della zona. Dopo Biancavilla anche altri comuni hanno deciso di adottare l'ordinanza che limita l'accesso alla zona sommitale dell'Etna, attualmente in eruzione. Ci dice tutto Orazio Longo. Etna da vedere ma con cautela. Dopo l'iniziativa di Biancavilla anche altri comuni pedemontani hanno deciso di applicare l'ordinanza che regolamenta l'accesso alle quote sommitali. Un provvedimento resosi necessario dopo gli aggiornamenti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia relativamente all'avanzamento del fronte lavico, confermato dalla Protezione Civile con un livello di preallerta giallo. Tra i paesi aderenti all'invito del prefetto di Catania, che ha sensibilizzato le amministrazioni territoriali ad adottare opportune fasi operative di mitigazione del rischio, soprattutto in presenza di escursionisti in quota, anche il comune di Adrano. Prego tutti di prendere visione dell'ordinanza, attrezzarsi e naturalmente farsi seguire da quelle che sono le nostre guide esperte. L'Etna è un patrimonio, dobbiamo salvaguardarlo da un lato e dall'altro dobbiamo stare molto attenti. Per tutti coloro che in questi giorni quindi si avviano verso il vulcano, ricordarsi di mantenere una distanza maggiore di 50 metri dal bordo della colata lavica, con obbligo di non avvicinarsi. È possibile effettuare escursioni solamente se accompagnati da guide alpine o vulcanologiche che, al ricevimento di variazioni dei livelli di allerta, dovranno sospendere l'escursione e rientrare in sicurezza. Il numero degli escursionisti non dovrà mai superare il rapporto di 10 persone a guida. L'inosservanza è punita con l'arresto fino a 3 mesi o con un'ammenda fino a 206 euro. A Catania un incendio è divampato questa mattina in un appartamento al secondo piano di un palazzo di via Cilea. A scopo precauzionale l'intero stabile è stato evacuato dai vigili del fuoco. Una persona rimasta intossicata è stata trasportata in ospedale. Indagini sono in corso per risalire alle cause del rogo. Presentato a Trapani il nuovo partito dell'imprenditore Antonini, si chiama Futuro. Il patron del basket e del calcio ora vuole cimentarsi anche in politica. Laura Spanò. Oggi a Trapani è l'Antonini Day, nasce ufficialmente il nuovo partito politico dell'imprenditore Valerio Antonini, Futuro. Dopo il basket e il calcio, l'imprenditore romano vuole mettere a segno un altro punto a suo favore, la politica. Nasce con l'esigenza di rispondere ad alcune domande a cui mai è stata data risposta in questo territorio. Un territorio che vive di sofferenze che tocchiamo tutti i giorni a 360 gradi e che io sono convinto, con il progetto che ho preparato, di poter dare risposte concrete ai problemi della città. Il programma politico di Antonini non comprende al momento la possibilità che lui diventi sindaco. Al contrario, cercherà di portare un candidato credibile con idee chiare per svolgere tale compito. Per lui si è ritagliato il ruolo di mentore, insomma sarà colui che cercherà di creare una classe politica nuova e giovane.
Uno degli elementi fondamentali sarà quello che io ho chiamato brain gain, ossia del cercare di riportare a Trapani i migliori menti, i migliori ragazzi che ci sono oggi in circolazione nel mercato internazionale e nazionale e che vogliono sentire ancora dentro di loro l'esigenza di migliorare la propria terra con il fine ultimo di ritornare a vivere qui e non dover emigrare per forza. Ma intanto domani è già campionato di Serie C e il Trapani sarà per la prima a Casarano. Quindi sono convinto che domani, nonostante sarà una partita difficile perché loro vengono con grande entusiasmo, Piazza Nuova in Serie C, però noi dobbiamo vincere, quindi per recuperare gli 8 punti di vantaggio dobbiamo cominciare subito a fare risultato, perché altrimenti sarà difficile vincere il campionato. Andiamo adesso a Siracusa, dove in un quartiere periferico si accumulano vere e proprie montagne di rifiuti. Francesco Aloi. Forse non lo sapevate, ma a Siracusa, oltre al mare, ci sono le montagne. Sì, però di rifiuti. Eccone alcune. Qui siamo in periferia, nel quartiere Acradina. Siamo stanchi di questa situazione e ormai più di un mese non è possibile. Il fedore è una cosa esagerata. Fortunatamente non abitiamo qua, ma ci siamo sempre di passaggio perché ci abita una mia conoscente. Ma è sempre così, sempre. Cumuli di rifiuti ammassati qua e là, che lievitano di giorno in giorno, per non dire di ora in ora. Oltre ai cattivi odori ci sono insetti e topi. La situazione è davvero critica e lo hanno segnalato in molti. Perché qui ci siamo persone che paghiamo onestamente la Tari e invece siamo circondati da tutta questa immondizia e da tutto questo disagio, come se fossimo al terzo mondo. Sia dappertutto, accatastata in ogni angolo di questo quartiere, topi, scarafaggi, insetti ovunque, ma il problema non è solo dell'inciviltà, siccome qua ci sono troppe famiglie, vorrebbero i contenitori quelli là grandi. I residenti chiedono una bonifica della zona, che però servirebbe qui come in altre aree della città. Quando la Tecra, che si occupa della raccolta rifiuti, ripulisce, dopo poco tutto torna come prima. Facile intuire che qui conferiscono molti siracusani che non pagano la Tari. Ci fermiamo, c'è adesso una pausa per la pubblicità e poi torniamo per parlare di un pupazzetto che si chiama Labubu. A tra poco. Tutti pazzi per il Labubu, un pupazzetto peloso che può arrivare a costare fino a 20.000 euro. Persino Madonna ne ha voluto uno sulla sua torta di compleanno. Ci racconta tutto Desiree Ferlito. Occhi furbi, un sorriso un po' malizioso, denti appuntiti e un corpo peloso e colorato. Stiamo naturalmente parlando dei Labubu, l'ultima ossessione dell'estate. Perfino Madonna, icona delle icone, ne ha voluto uno gigante sulla sua torta di compleanno. Il loro successo è un mistero. Non è adatto per i bambini. Perché? Perché lo vedo un po' come Lignetto negli occhi. Io un po' malvagio. E con questi denti di fuori non spira fiducia. È una cosa inutile. Cioè, è una cosa per divertirsi, è una moda che sta passando. Follia pura. Non amo collezionare pupazzi, però magari averne una a casa non sarebbe male. L'hai comprato? No, ancora no, però non lo so se lo comprerò. Fenomeno Labubu, cosa ne pensa? Mostruoso, non lo capisco cosa di bello. I miei figli ne hanno 2, 3, fanno... Non posso dire la parola, sarebbe troppo pesante, ma fanno schifo. A produrre la Pop Mart, azienda cinese fondata da Wang Ning, con un patrimonio di 26 miliardi, è il nono più ricco del mondo della Cina. In meno di 2 anni la sua società ha superato 2 colossi del mondo giocattoli, Hasbro e Mattel. Sono colorati. Sono colorati? Sì. Ma non è un po' bruttino in faccia? Un pochetto. Poco amati dagli adulti, adorati dai più giovani. Alcune VIP li appendono nelle loro firmatissime e costosissime borse. Nelle versioni originali un Labubu può costare anche 400-500 euro. Pezzi rari o da collezione costano fino a 20.000 euro. Lei si ricorda i cicciobelli? Quelli ci vogliono per i bambini. L'orso yogi. Che è sta cosa? Questi sono tutti immagini dei cinesi, i pupi cinesi. Il coro lirico siciliano conquista il pubblico di Agrigento con Love Morricone, un tributo al genio delle colonne sonore. Davide Sardo.
Molto esaurito al Teatro dell'Efebo di Agrigento. Il coro lirico siciliano ha incantato il pubblico con Love Morricone, un viaggio nell'universo creativo del genio delle colonne sonore. La melodia di Morricone in questa veste che è tipicamente firmata con lirico siciliano, Love Morricone, perché noi andiamo al nucleo proprio essenziale di Morricone, quindi all'anima proprio musicale, e sentirla riecheggiare proprio all'interno di questa pietra, di questo tufo che è stato utilizzato per la creazione dei templi, veramente acquisisce un qualcosa veramente di unico, proprio si respira il mito. Da Nuovo Cinema Paradiso a Mission, da Malena alla leggenda del pianista sull'oceano fino alle collaborazioni con Mina e Zucchero, un repertorio che ha emozionato e coinvolto. Siamo contenti e felici che la gente risponde, vuol dire che l'organizzazione ha funzionato, la scelta degli spettacoli è stata azzeccata. Una serata di musica, cinema e memoria collettiva che conferma Agrigento capitale di emozioni e cultura. C'è ancora una pausa e poi torniamo con la pagina sportiva, perché stasera c'è l'esordio del Palermo al Barbera, mentre il Catania e le altre DC, per loro la prima sarà domani, a tra poco. Siamo al calcio, stasera in un Barbera pieno di entusiasmo, l'esordio del Palermo in campionato contro la Reggiana. Marco Gullan. Siamo molto più avanti di quello che mi aspettavo, poi dopo sarà sempre il campo a dirci se avevo ragione o no, però sono molto sereno, felice. È il giorno di Palermo-Reggiana al Barbera, stasera l'esordio dei rosanero nel campionato DB dopo un mercato roboante, ma come ha più volte detto Inzaghi in sala stampa ancora non si è fatto nulla. Un primo passo però può già essere fatto stasera davanti ad un Barbera che trabocca di entusiasmo, oltre 30.000 spettatori per un match che può già dare segnali importanti. Quello che ho detto ai miei ragazzi oggi, che al di là che ogni giocatore vorrebbe giocare in uno stadio come il nostro, e questo per noi deve essere un grande vantaggio. La seconda cosa che gli ho detto è che nei 2 campionati di Serie B che ho vinto, il primo Benevento, la prima giornata a Pisa meritavo di perdere, il Pisa era una neopromossa e sbagliò il rigore al 90°. L'anno scorso col Pisa dopo 20 minuti perdevo 2-0 in casa con lo Spezia, per cui bisogna andare molto cauti. Restano indisponibili Gomis, Di Francesco, Magnani e Gomez. Peda è recuperato ma andrà in panchina. Terzetto difensivo con Ceccaroni, Bani e Diachité. In avanti diversi dubbi, poi Ampalo certo della maglia, poi Brunori, Giasile, Daron e Palumbo si contendono 2 maglie. Reggiana con Portanova e Gondo in attacco. Fischio d'inizio alle 21. Per il Catania è domani l'esordio in campionato, poco fa la conferenza di Toscano, sentiamolo con Francesco Triolo. L'attesa per l'inizio del campionato è sempre diversa, ogni anno sogni e speranze corrono dietro il pallone, sogni, speranze e passione che al massimino domani sera saranno portati da oltre 15.000 tifosi, un debutto da partita che conta al di là dell'avversario, un Foggia ancora in costruzione affidato a Delio Rossi ma con tanti giovani, l'arrivo di Buttaro dal Palermo e del portiere Magro dal Verona proprio nell'ultima settimana prima del via. Questo mentre Toscano assembla il suo gruppo ormai da più di un mese, anche se deve fare i conti con squalifiche di infortuni, out Quaini e Martic, oltre Di Tacchio e Frisenna. La cosa più importante è avere l'approccio giusto e l'atteggiamento giusto domani, non dare niente per scontato, sarà una partita insidiosa. La difesa a 3 confermata, Ierardi, Di Gennaro, Celli, il centrocampo con qualche incognita per via delle assenze, si dovrebbe partire con Aloi, Casasola, Corbari e Donnarumma, i 2 trequartisti dovrebbero essere Jimenez e Ciccerelli, con D'Ausilio che ha recuperato, così come Stoppa, senza dimenticare Lunetta, in attacco forte, tra i convocati anche Rolfini, anche se Toscano dovrà valutare quanti minuti dargli. È una squadra che mentalmente sta crescendo e deve crescere, perché secondo me la testa farà la differenza in questo campionato. Dobbiamo cercare o all'inizio della partita o durante la partita trovare delle soluzioni giuste, perché ci sono dei calciatori che si possono anche adattare.
Come detto, saranno oltre 15.000 sugli spalti. Per chi resta davanti alla TV riparte la stagione sportiva anche di Telecolor con diretta stadio, 3 ore live dal Massimino con il racconto del match di Angelo Patanè, Carlo Breve e Marco Cardi e interviste ai protagonisti in anteprima nel post gara, le analisi dei nostri inviati in studio, i messaggi WhatsApp, risultati e classifiche, in più i contributi social e il live streaming su siciliaweb.it. E primo appuntamento nel campionato di Serie C anche per Trapani e Siracusa. Sentiamo Sergio Colosi. Il battesimo delle neopromosse, l'ultima fase di mercato, la penalizzazione e la fideiussione. È soltanto la prima giornata di campionato, ma per Trapani e Siracusa vale più di una verifica di inizio stagione. I Granata di Aronica partono domenica sera da Casarano, trasferta dalle 1000 insidie. I pugliesi ritrovano la Serie C dopo 26 anni, record storico di abbonamenti e capozza ai limiti della capienza. Il Trapani penalizzato misura la sua forza a casa dell'ex Celiento. Il Menotto in classifica impone una buona partenza, ma non sarà facile. Nella formazione doppio trequartista Canotto e Fischnaller dietro Grandolfo. Nel Casarano da Malcore e Chiricò, già decisivo in Coppa Italia, possono arrivare i pericoli maggiori. Il Siracusa, inserito tra i posticipi del lunedì sera, dovrà attendere altre 24 ore prima del suo ritorno in C. A Salerno senza gli squalificati Guadagni e Damian, il secondo in attesa del deposito del contratto. Torna in panchina Turati, ma indistinta, tanti giovani della primavera. Le divergenze dell'allenatore con Ricci sembrano lontane. Perfezionato l'iter per la fideiussione integrativa, si attende solo l'ok. Mercato pronto a sbloccarsi, a partire dall'attaccante Capanni, dal portiere Bonucci e dagli ex pisani Frosali e Sapola. In una rechi a porte chiuse contro la Salernitana di Raffaele Faggiano, tra le favorite per la B, compito quasi proibitivo per gli azzurri. Valori tecnici distanti nonostante una difesa campana con alcuni assenti, compreso Anastasio, convocato Golemic in attacco inglese. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito, vi auguro un buon pomeriggio.